Buongiorno a tutti e bentrovati. Quest'oggi abbiamo il piacere di parlarvi della nuova edizione del Servizio Civile Universale e lo facciamo augurandovi non solamente una buona diretta, ma soprattutto facendovi dare i saluti da delle persone che in questo momento ci sono molto vicine e che stanno investendo tanto per questo tipo di iniziativa che va a coinvolgere diversi giovani. Quindi io lascerei subito la parola per questi saluti iniziali al sindaco Gianluigi Mazzi, il quale si è collegato e può introdurre questa nostra iniziativa che speriamo possa essere colta da tanti giovani proprio per conoscere questa opportunità. Prego, sindaco. Microfono? Si sente? Accendo il microfono. Gianluigi? Si sente? Ecco, sì, adesso sì, perfetto. Grazie. Grazie, buongiorno e ho detto anche buonasera a tutti. Ma mi piace essere qui presente nel così portare i saluti, perché lo faccio come sindaco e lo faccio anche come cittadino, perché mi capita spesso di dire che ci sono poche relazioni tra i giovani e le amministrazioni. Molto spesso chi si rivolge al sindaco, chi lavora con il sindaco e gli amministratori, chi opera per la comunità, è sempre un'età superiore ai 30 anni, e quindi ci sono pochissime relazioni con i giovani. E il servizio civile invece ha un'impostazione che piace tanto, nel senso che permette non solo a voi giovani, alle persone che vogliono intraprendere questa bella iniziativa, di relazionarsi con il mondo del volontariato, con un mondo del sociale, con un mondo dove in prima persona si opera per la comunità, ma si mette anche in relazione con chi questa comunità la gestisce da un punto di vista istituzionale. Quindi è uno scambio di esperienze che fa bene ad entrambi, fa bene ai vecchi, mi metto dentro dalla parte, diciamo, degli anziani, e fa bene ai giovani, perché proprio c'è un connubio utile che si trasforma poi in una bellissima attività, in una bellissima relazione con la comunità in cui si vive, o anche una comunità allargata come può essere quella del nostro, diciamo, del nostro bacino, del vostro bacino di utenza, e dove vengono coinvolti per questi progetti. Quindi voglio augurarmi che siano tante le persone a partecipare, che sia una bellissima esperienza e che sia utile veramente a tutti, non solo a chi come discente riceverà questa possibilità e ne darà poi ritorno alla comunità, ma anche chi come noi, come Michele Sartori, come altre persone che vengono coinvolte, cito lui come riferimento, ma poi so che saranno tantissime le persone coinvolte, invece avranno modo proprio di fare un'esperienza bellissima con nuove leve, con una forza nuova che ci aiuterà sicuramente a gestire al meglio questa comunità, perché abbiamo bisogno veramente di teste pensanti, abbiamo bisogno di entusiasmo, abbiamo bisogno di passione e di tanta volontà nel migliorare quello che, insomma, già di buono facciamo, ma che può essere sicuramente trasformato in qualcosa di ancora più interessante. Vale poi, e lo dico sempre in queste esperienze, che lavorare insieme permette veramente di far rete, e attraverso la rete si possono veramente raggiungere grandi obiettivi. Quindi non aggiungo nient'altro, lascio la parola, la ritorno a te, Michele, ma voglio veramente augurare un buon lavoro, e soprattutto mi sembra, ho sentito insomma che mancano persone alle iscrizioni, quindi anche di farne pubblicità e di parlarne con gli amici o di persone, insomma, che ci permettano poi di allargare il bacino e avere tanti giovani coinvolti in questo progetto. Grazie mille. E grazie di questa, insomma, di questo saluto.
Anzi, grazie a lei per questo saluto che già ci introduce verso questo servizio importante, e anche il suo ruolo come presidente e rappresentante dei sindaci dell'ULSS 9 credo che sia una testimonianza molto bella, perché proprio fa vedere come le istituzioni possono essere vicino a questi giovani che, come diceva giustamente lei, abbiamo bisogno anche per riuscire ad avere questa vicinanza che tante volte aiuta e può aiutare non solo i giovani a crescere ma anche una comunità, quindi grazie ancora. Lascerei invece adesso la parola al direttore sociale Raffaele Grottola dell'ULSS 9 Scaligera, prego. Sì, buon pomeriggio a tutti. Mi fa piacere, insieme al presidente della conferenza dei sindaci dei 98 comuni dell'ULSS 9 e al dottor Facincani, portare anche il saluto del direttore generale, dottor Girardi, che ci ha sempre sostenuto nel momento in cui ci siamo anche accreditati come azienda ULSS 9 per permettere ai giovani di fare questa esperienza di servizio civile. E quando i colleghi Sartori e Giacopuzzi hanno promosso l'iniziativa di oggi, pensavo al mondo così variegato dei servizi sociali e sociosanitari che girano attorno all'azienda sociosanitaria, ma anche ai comuni, perché in stretta sinergia gestiamo innumerevoli servizi, da quelli verso le persone anziane a quelli per le famiglie, per bambini, ragazzi, per la disabilità, per la salute mentale, per tutte le forme di dipendenza, per le svariegate forme di povertà nuova anche che si stanno verificando. Quindi l'ambito esperienziale che possiamo offrire è un ambito molto vasto e interessante per i giovani, perché lo sappiamo tutti che passare dal mondo della formazione a quello dell'esperienza reale fa sempre bene, ed è comunque l'esperienza reale fatta nella realtà dei servizi, un'esperienza fortemente formativa, perché ci permette di arricchire il nostro bagaglio di conoscenze appunto attraverso l'esperienza. Poi in conclusione mi piace sottolineare che con il dottor Facincani stiamo curando molto il rapporto con il terzo settore, il volontariato, e anche l'esperienza del servizio civile volontario si inserisce in un quadro di iniziative molto più ampio, perché abbiamo assolutamente bisogno nei nostri servizi di interagire, di farci conoscere, ma anche di cogliere le capacità che sono presenti all'interno del mondo delle associazioni, dei volontari. Ricordo il protocollo a cui ha lavorato molto il dottor Facincani con il centro servizi del volontariato, che abbraccia appunto tutta la provincia di Verona. E in questo quadro credo che si inseriscano queste esperienze, quindi coraggio, facciamo anche il massimo della pubblicità a questa possibilità, opportunità che sicuramente potrebbe offrire anche una possibilità anche di orientamento al futuro lavorativo. Io dico orientamento perché potrebbe essere che in questa esperienza il giovane che la fa possa anche maturare una prospettiva di orientamento lavorativo e professionale, perché no? Lo hanno fatto tanti, mi pare, dei nostri volontari, auguro anche ai nuovi e soprattutto ringrazio le testimonianze che verranno offerte anche oggi dai giovani. Grazie, direttore. Lascio invece la parola al direttore della Vox Sociale, il dottor Maurizio Facincani, che ci porta il suo saluto. Prego. Grazie Michele. Allora, buon pomeriggio a tutti. Come hanno detto bene coloro che mi hanno preceduto, che sono il presidente della conferenza dei sindaci Mazzi, che rappresenta il mondo dei comuni, ha ricordato prima a livello istituzionale l'importanza di quanto si fa nei servizi alla persona, che è uno dei settori di cui poi voi, te e Chiara, parlerete, e il dottor Grottola, direttore dei servizi sociosanitari, a cui noi come UC Sociale diamo tutto il nostro supporto
e ha ricordato bene quanto anche all'interno dell'azienda, io dico 2 rappresentanti, che è del primo messaggio che voglio dare al mondo dei giovani, che dimostra come ai vertici delle nostre istituzioni abbiamo 2 figure sensibili, disponibili e che credono nell'importanza dell'adesione dei nostri giovani. Il mio è un semplice appello, anche per esperienze già vissute in passato come amministratore, ma anche perché qui faccio una battuta, mi conoscono, riprendo un po' quanto ha detto il presidente Mazzi, dice ci sentiamo vecchi. Gianluigi, ma noi siamo come Benjamin Button, dice un grande atleta, più invecchiamo più ringiovaniamo, vero Raffaele? Almeno nello spirito. E perciò abbiamo bisogno di giovani, perché i giovani, è vero, portano entusiasmo, voglia di fare, ma soprattutto la cosa che è bella e servono nelle nostre istituzioni, ma più che di parlare di istituzioni, parlo del vivere sociale, perché come diceva anche il dottor Grottola, vuol dire lavorare con il volontariato, con il terzo settore, con le istituzioni stesse, e questo ti fa capire la vita soprattutto nell'attenzione ai servizi alla persona, dove chi non è coinvolto all'interno di una famiglia che non ha una situazione che poi magari può vivere come esperienza. Perciò dico, di loro abbiamo bisogno perché portano novità, entusiasmo, voglia di vivere, e l'appello è: guardate che è importante per noi ricevere il vostro supporto, la vostra adesione, ma questa, oltre perché rappresenta poi un'esperienza di vita che uno si porterà e anche una crescita professionale, ricordiamo, e so che te Chiara lo direte, ed anche delle opportunità poi per i percorsi di carriera, sia per il riscatto, eventualmente per gli aspetti previdenziali, che non è mai male, perché è giusto fare del bene, ma è giusto ricordare che c'è stata un'evoluzione legislativa che permette anche di riconoscere a chi si impegna a questo aspetto, e poi anche i punteggi che porta negli enti di servizio. E perciò dico, avanti tutta, contiamo su di voi, vi aspettiamo e le porte sono più che aperte, insomma. Un in bocca al lupo, e poi so che ci sarà la sorpresa di 2 belle esperienze, perché anche nel passato, dicevano prima, e li abbiamo qui come testimoni, abbiamo vissuto con giovani molto bravi che hanno fatto bene, e il bene ci fa star bene e ci fa anche crescere nel bene. Grazie, un in bocca al lupo, e grazie anche voi per quello che fate, oltre che ovviamente Presidente Mazzi e Dottor Grottola. Grazie, grazie mille. Sono sicuramente 3 interventi molto sentiti e ci fa assolutamente piacere. Sono già molto belli gli argomenti che sono venuti fuori. Come ricordava il dottor Facincani, con noi abbiamo Vittoria Menegotti collegata e abbiamo anche Lucia Molinari, perché ci interessa riuscire a dare anche un messaggio, non solamente noi, ci definiamo diversamente giovani, ma anche direttamente i giovani che attualmente stanno facendo il servizio civile con degli ottimi risultati, quindi gli daremo un po' di spazio anche loro, che ci racconteranno e ci descriveranno un po' non solo quello che stanno facendo, ma principalmente questo servizio come è riuscito a cambiargli la vita, perché è uno slogan che si sente tante volte in giro, ma realmente può essere così, e lo è stato per tante persone. Quindi io e Chiara vi daremo adesso una velocissima visuale di quelli che sono i progetti che stiamo promuovendo come ULSS insieme ai servizi e ai comuni, e poi dopo lasceremo la parola sia a Lucia che a Vittoria. Prego, se possiamo adesso condividere lo schermo e andiamo a proiettare quelle che sono alcune slide che ci permettono di avere anche dei riferimenti visivi. Il nostro programma si chiama Pantheon. Lo slogan, ma non è uno slogan, è veramente l'idea e la finalità di fondo che c'è, è una comunità che si prende cura. È proposta appunto da Luce Nove Scaligera in collaborazione con comuni e servizi nostri, ed è un servizio civile che praticamente inizia subito dopo quello che sostanzialmente si sta concludendo adesso. Prego Riccardo. Abbiamo 4 progetti principali che noi possiamo promuovere come ULSS, e quindi seguiranno alla fine 62 ragazzi, quindi abbiamo tentato in questi anni anche di riuscire ad allargare il più possibile questa opportunità a tanti giovani, perché sappiamo che ci sono tanti giovani che vogliono fare del bene e che si mettono a disposizione al servizio della comunità. Quindi sono principalmente 4, un po' ricordando la Magna Grecia, che sono le 4 divinità, Demetra, Giano, Dioniso e Eracle, ma è soprattutto il principio che si vuole dare, cioè quello di riuscire ad essere una comunità che porta le persone a occuparsi, Pantheon, della cittadinanza, delle persone a volte anche un po' più in difficoltà, proprio per aiutarli a svilupparsi, a crescere. Quindi Demetra è un progetto che va verso i minori giovani, coinvolge i 36 comuni del distretto 4 Ovest veronese. Giano invece è più nell'ambito anziani e disabili, sono 18 comuni, quindi anche lì
un volontario per comune, qui sono altri 18. Dioniso con le dipendenze sono 4 volontari che andranno a prestare supporto ai servizi delle dipendenze di Bussolengo e Legnago. Invece Eracle è più specifico sull'area dei disabili, con appunto i distretti Bussolengo, Legnago e Volone, anche qua per 4 volontari. Nello specifico, velocissimamente, Riccardo, se puoi andare, grazie. Abbiamo Demetra, che appunto, come si diceva, più nell'ambito dei minori, e quindi in questi 36 comuni, dove sostanzialmente le persone, ma ve lo descriveranno meglio poi dopo i volontari del servizio civile che sono collegati, potranno fare un'attività di supporto, e anche quella è il valore aggiuntivo, cioè nel senso cresceranno con l'aiuto e il tutoraggio non solamente degli OLP, degli operatori di riferimento, ma anche di tanti professionisti che nel sociale si dedicano e hanno sviluppato delle competenze importanti. Quindi è un percorso di accompagnamento che fa sviluppare alcune cose. E quindi potranno, chi si candiderà per Demetra, partecipare a dei centri aggregativi, appoggi educativi, spazi famiglia, dopo scuola, centri estivi, aule studio, centri aggregativi per giovanili, club delle ragazze e dei ragazzi, i progetti di rianimazione, ma direi meglio i progetti di animazione di comunità. Andiamo poi dopo all'altro progetto che è Giano, e quindi di conseguenza Giano rientra più in un'altra area, che sono appunto quella degli anziani, okay, e disabili, però come vediamo anche qua c'è la possibilità di supportare gli operatori, di vivere e vedere dei servizi come il servizio di assistenza domiciliare, i pasti a domicilio, il trasporto anziani disabili, partecipare anche a soggiorni estivi, a progetti di aggregazione nel tempo libero e sportivo, e appunto anche CEOD comunità alloggio. Okay? Abbiamo poi dopo l'altro servizio che va più verso il discorso della dipendenza e quindi del mondo dei SEAT, che è Dioniso, e appunto si può partecipare a delle attività come il progetto Tutor, che vede questi ragazzi impegnati proprio sulla prevenzione, quindi con un camioncino mobile dove vanno anche a somministrare quelli che sono degli alcol test gratuiti, ma proprio anche portano la dimensione di quello che vuol dire le dipendenze, fino ai giochi puliti, alla prevenzione nelle scuole, anche ad attività ippiche, dei laboratori creativi, e supporto in fase di accoglienza, e anche mettere a disposizione, tante volte i ragazzi sono molto più esperti di noi sui social, sono dei nativi digitali, quindi possono anche aiutare noi diversamente giovani a sviluppare alcune competenze in più, quindi è a 2 vie il processo di crescita. In ultima abbiamo invece Eracle, che riguarda più il discorso dei disabili, e appunto si va ad inserire in quei servizi di integrazione lavorativa, di tempo libero, di centri estivi, di raccolta e elaborazione dati, anche promozione dei reti di supporto e sostegno alle persone disabili. Passiamo alcuni nomi tipo Chef, che è un bellissimo progetto che abbiamo sul territorio, proprio di avvicinarsi a loro ed aiutarli anche in quel processo di inclusione che non è mai scontato. Alla fine le persone che decideranno di fare domanda, prego Riccardo, potranno avere un impegno di 12 mesi che presumibilmente partirà da aprile 2022 fino a marzo 2023, sono alla fine 1145 ore per 25 ore settimanali, ed è dal lunedì al venerdì. Andiamo pure. Cos'è che garantisce questo percorso? Noi come azienda garantiremo una formazione generale di circa 42 ore che viene fatto durante quei 12 mesi nelle ore complessive, e dove cercheremo di far capire ai ragazzi, dove arrivano, diciamo che la formazione sarà una palestra per aiutarli poi dopo a diventare pronti e preparati in quelle che possono essere le attività, che poi dopo saranno specifiche per i 4 progetti. Quindi è una media dai 71 ai 75 ore. Ci sarà un tutoraggio, ed ecco qua la cosa interessante, non li lasciamo soli, non ci sarà la possibilità solamente di fare attività, ma c'è proprio un percorso di accompagnamento anche nei loro confronti. Quindi ci saranno la possibilità di confrontarsi con gli uffici, con il nostro ufficio, il mio e di Chiara, ma soprattutto anche con altri tecnici e con altri esperti che gli aiuteranno proprio a fare quel passettino di crescita che dopo sentiremo. Andiamo via veloci perché mi sto già dilungando troppo. Come citava giustamente il dottor Facincani, i vantaggi dello SCU, oltre a quelli personali di crescita individuale, e come
volontario, ci preme anche di materialmente darvi alcune indicazioni, cioè lo SCU effettivamente può essere un periodo riconosciuto anche nei concorsi poi dopo con gli enti pubblici, è un periodo riscattabile a fini pensionistici, è vero che 20 anni magari non ci si pensa, ma si evolve tante volte anche queste cose qua, si dice per fortuna chi a suo tempo può considerato anche quello, e poi anche a livello proprio di occupazione ha una marcia in più perché si possono ottenere degli attestati delle competenze sviluppate durante lo SCU anche per dopo dirigere un CV, un curriculum vitae, ma anche un attestato di corso di primo soccorso e un corso di sicurezza che abbiamo visto anche recentemente un volontario cerchista proprio per andare a lavorare in un'azienda, e quindi già che c'erano è stato molto interessante. La slide ci riporta il fatto comunque di la possibilità di, come dicevo prima, avere un supporto non solo dagli OLP ma anche di tanti colleghi che stanno investendo passione, risorse e vita in un lavoro appassionante e che possono aiutarli anche ad inserirsi gradualmente in maniera anche efficace all'interno dei servizi, in più anche un monitoraggio con alcune esperte psicologhe che proprio individualmente li può seguire. Un'esperienza che ti cambia la vita, adesso sentiamo se effettivamente è così direttamente dalle nostre volontarie collegate. Per ultimo, volevamo dirvi che c'è la possibilità di contattarci. Abbiamo sviluppato più canali proprio perché ci interessa che questa notizia sia accessibile, questo servizio sia accessibile a tutti e che possano avere tutti i supporti necessari, cioè che non ci sia una difficoltà per cui magari alcuni tentennano e dicono no. Noi siamo a disposizione, non dico H24, ma poco ci manca, e quindi c'è un servizio WhatsApp, c'è un numero di telefono sia cellulare che diretto per contattarci, c'è una mail, c'è un sito dell'ULS 9 che si sta dando da fare, quindi ringrazio quanti, perché c'è una pagina dedicata dove li possono scaricare tutti i materiali e avere tutta una serie di informazioni. Io direi che, così si chiama, andiamo... Introduzione, direi che è ci siamo, sentiamo okay. La viva testimonianza delle nostre ragazze che sicuramente sapranno portare il loro entusiasmo. Ok, chi inizia, Vittoria o Lucia? Inizio io, dai. Vittoria, ok, perché so che tu devi poi dopo andare a fare altre cose. Sì, stanno facendo merenda, quindi io ho tempo. Perfetto, dai, allora ok, prego Lucia. Sono in servizio. Prego, allora Lucia. Grazie. Io faccio servizio civile a Peschiera nell'ambito degli anziani col progetto Voce di Memoria e mi occupo principalmente di fare trasporto agli anziani in ospedale o in altre strutture, ma faccio varie cose, comunque porto il cibo a casa e ho 3-4 anziani di fiducia che ormai sono come i miei nonni, a cui vado a fare la spesa settimanalmente. Poi quest'estate andavo un giorno a settimana da una signora che era a casa da sola, si sentiva da sola, aveva bisogno insomma di compagnia, andavamo a farci una passeggiata sul lago tutti i giovedì e insomma varie attività. Poi nel comune di Peschiera abbiamo anche il progetto dell'orto condiviso, dove ci sono dei volontari che assistono appunto all'orto. Io mi occupo di portare la verdura alle famiglie che hanno più bisogno, insomma. Sono varie cose che comunque a livello umano ti segnano, perché anche solo andando a casa degli anziani che sono da soli, non hanno parenti, non hanno qualcuno con cui stare, si affaccia una realtà anche pesante, che però ti fa capire tante cose, insomma, poi ti affezioni tanto perché i signori sono tutti uno più carino dell'altro e è come se fossero davvero i tuoi nonni alla fine. E niente, è un'esperienza che mi ha segnato parecchio e continua a segnarmi anche adesso che sono a casa per il Covid. Comunque ogni tanto sento anche le mie colleghe che mi riferiscono che delle signore mi salutano, mi aspettano perché si instaura proprio un rapporto stretto, insomma, con le persone. Che bello, grazie Lucia, una bellissima testimonianza. Quindi tu in questo anno qua, se dovessi consigliarlo ad altre ragazzi o altri giovani che fossero un po' dubbiosi di dire faccio domanda oppure no, tu cosa gli diresti, Lucia? Io consiglierei, anche perché anch'io vengo da tutt'altra cosa, io ero cuoca prima
e ho deciso di buttarmi in questa esperienza nuova e devo dire che comunque sono stata felice di aver scelto questa strada perché ti apre anche a varie cose. Certo, grazie Lucia, grazie mille. Vittoria, lasciamo a te Grazie a adesso voi. la parola, prego. Buongiorno a tutti. Io invece sono nel progetto Minori, ho sede a Valeggio sul Mincio e allora io il percorso del servizio civile l'ho scelto perché finita l'università ho capito che quella non era la mia strada, ho fatto lingue ma non era, insomma, e quindi ho visto questa opportunità e mentre facevo la cameriera ho detto ma perché non provare? Ed è stata una cosa molto positiva, nel senso che adesso ho capito che questo potrebbe essere sicuramente un lavoro futuro, che se mi proponessero un'assunzione nell'ambito in cui sono adesso sarei molto molto felice. E io al momento sto seguendo il dopo scuola con i bambini delle elementari, quindi aiuto compiti, ogni tanto vado ai centri aggregativi con i ragazzi delle medie, club delle ragazze dove ci si trova in serata, si mangia qualcosa insieme, si spettegola, si chiacchiera del più e del meno ed è un'esperienza che davvero consiglio di fare. E per i minori, ma credo anche per gli altri ambiti, è sempre difficile perché ci sono situazioni molto delicate sia a livello familiare, sociale, in tutto e quindi bisogna avere anche un certo tatto, un modo di fare, però davvero lo consiglio come esperienza perché è molto bella. Grazie Vittoria. E anche te, Prego. se dovessi lanciare uno slogan per convincere chi è ancora dubbioso nel farlo. Fatelo perché, non lo so, lascia qualcosa dentro, poi non so, adesso io sono con i bimbi, quindi cioè, adesso in realtà è anche un po' brutto perché non si possono abbracciare, non si può fare, non si possono avere contatti, quindi è più difficile, però davvero arrivi a sera che sei soddisfatto, ecco. Fatica, però soddisfacente. Grazie. Bene, vi ringrazio ragazzi. Io credo che avete portato in luce alcuni aspetti dei tanti positivi che ci sono in questa esperienza. La prima è che tante persone finita l'università o le superiori hanno bisogno anche di un tempo per riuscire ad affacciarsi alla società ed avere un momento di riflessione. E quale miglior modo può essere il servizio civile proprio per comprendere di più quelle che sono le proprie attitudini, le proprie competenze e la possibilità anche di orientarsi in un mondo che può accoglierli. Dall'altra parte diventa un'esperienza anche formativa per gli aspetti poi dopo di quello che sarà il futuro. Potrebbe essere, come è successo per Vittoria, ma è successo per tanti anni, che sia un ambito dove effettivamente le persone si riscoprono e possa essere anche lavorativamente molto interessante. Non abbiamo detto che è previsto un compenso anche mensile per chi fa il servizio civile, però come vedete va in secondo piano perché sono talmente tante altre le ricchezze che si portano a casa che sono interessanti per Vittoria e Lucia, ma anche per tutti gli altri volontari che abbiamo. Ok, io chiedo se ci sono domande online, va bene. Ok, allora in questo momento vi ricordiamo quelli che sono i nostri riferimenti, proprio perché se avete qualsiasi dubbio, qualsiasi perplessità, nel senso che noi riceviamo i ragazzi, li sentiamo in video call molto spesso e non capiscono magari come fare la domanda online, qual è il progetto, il numero di progetto, se le ore che arrivano sono quelle reali, effettive, se poi dobbiamo... Cioè ci sono tutta una serie anche di specifiche che si ha il piacere prima di inoltrare la domanda di fare. Siamo assolutamente a vostra disposizione, vi ricordiamo i riferimenti che sono appunto, Riccardo se mi cambi la slide, grazie, che sono appunto un numero di telefono di cellulare, quindi il 329 01 75134, una mail che è appunto scn@us9.veneto.it e soprattutto un sito dove ci sono già dentro anche tutte le schede specifiche per ogni progetto, dove vi spiegano bene tutte le attività, che è quello appunto afferente alla nostra US, quindi www.aus9.veneto.it.
Quindi io non andrei oltre, anche perché ritengo che possa essere stato un tempo, soprattutto speriamo perché possa aver attivato una curiosità da parte di chi ci sente. Io ringrazio Vittoria e Lucia, perché credo che sentire anche una testimonianza viva di chi lo fa, di chi c'è dentro tutti i giorni, di chi magari fa anche fatica, perché non è un qualcosa che si fa in leggerezza, ecco, diciamo così, perché tante volte ti porta a essere responsabile, di prendere cura dell'altro, ma le fatiche sono sempre ben ripagate. Quindi io chiedo alle persone presenti se vogliono fare un saluto e andrei verso la conclusione. Ci chiedono, per quelli che hanno gli esami e quindi finiscono a luglio, come possono fare? Esami di maturità? Superiori? Scuola superiore? Aspetta, ok, vai, prego. Sì, allora, noi non richiediamo come requisito un titolo di studio come bloccante per iscriversi al servizio civile e fare domanda. Non abbiamo ancora una data precisa di inizio, però nel momento in cui dovesse iniziare il servizio civile, l'impegno delle 25 ore settimanali in media, quindi comunque con un minimo di 20 ore settimanali è richiesto, per cui potrebbe diventare un po' un problema per il primo mese se il servizio comincia ad aprile. Però ecco, non essendo ancora certi dell'inizio, forse vale la pena comunque presentare la domanda, perché finché il servizio non viene iniziato si può eventualmente ritirare o rifare per gli anni successivi, per cui certo. Secondo me vale la pena comunque presentare la domanda e vedere quando poi ci sarà l'inizio preciso del servizio. Ricordiamo che per presentare la domanda sul sito del Ministero serve lo SPID, che ormai credo che sia abbastanza semplice e acclarato su come procedere, però vi diamo assistenza anche da questo punto di vista, quindi non esitate a contattarci. Bene, direi che possiamo concludere. Se le persone qui vogliono fare un saluto. Direttore Grottola, Presidente Mazzi, Direttore Cincani, salutiamo così. Grazie ancora a tutti. E rimaniamo a vostra disposizione, i riferimenti li abbiamo dati, e auguriamo a tutti di fare una scelta oculata, ma soprattutto una scelta che veramente ti può cambiare la vita. Grazie ancora e buona giornata.